Ciao a tutti, oggi siamo al piccolo rifugio di Vittorio Veneto, che è una struttura che risale al 1957 e ospita circa una quarantina di persone con disabilità e ovviamente i volontari che si prendono cura di queste persone. È un onore essere qua per farvi vedere quanto le persone possano credere nell'amore. Il motto del piccolo rifugio, di cui adesso vi dirò comunque due parole, è abbiamo creduto nell'amore, e sono parole della fondatrice dei piccoli rifugi in Italia, che è stata Lucia Schiavinato. Adesso entriamo così il traffico si sente un po' meno. Questa è la facciata del piccolo rifugio di Vittorio Veneto e la fondatrice è molto famosa, è in atto anche il suo processo di canonizzazione. Lucia Schiavinato visse fra il 1900 e il 1976, era di Musila di Piave e morì a Verona, ma la sua vita fu straordinaria e veramente ricca di amore per le persone, soprattutto per le persone in difficoltà. Di Lucia Schiavinato si potrebbe parlare per ore e ore. Questo è solo uno dei tanti frutti del suo amore per le persone. I suoi tre pilastri erano il Vangelo, l'Eucaristia, appunto l'amore per il prossimo, soprattutto per le persone meno fortunate, e l'attenzione particolare per i cosiddetti ultimi del mondo, quelli dimenticati dagli altri, dalla società e diciamo anche un po' dalla buona sorte, quindi persone con disabilità, persone molto povere, persone abbandonate dalla famiglia per i motivi più vari, persone con difficoltà psicologiche, tossicodipendenti, ex prostitute, gli emarginati, gli ultimi del mondo, i diversi. Lucia Schiavinato in 76 anni cambiò il mondo a modo suo, perché non solo cambiò l'Italia diffondendo questo amore per gli ultimi del mondo, ma cambiò anche altri stati del pianeta, quali il Brasile per esempio, perché fu molto operativa anche in America centrale, in America Latina. Operò anche nei lebrosari, diede impulso alla costruzione di ospedali per i poveri anche in America Latina. Fu davvero un personaggio straordinario, attivo anche in politica, fece parte anche della resistenza, aiutando i partigiani, e prima ancora nel 1943 riuscì a nascondere e ospitare tre donne ebree, quindi non ebbe paura di niente, nemmeno dei nazisti, nemmeno dei tedeschi. Lei viene anche definita mamma Lucia, anche se madre naturale non fu, però fu davvero la madre di moltissime persone, e persone soprattutto, ripeto, in difficoltà, e lei riuscì tante volte a far accettare, quando non superare, queste difficoltà, e a lei va comunque, anche se non la si conosce, la nostra più grande riconoscenza. E ripeto, il piccolo rifugio di Vittorio Veneto, fondato nel 1957, è uno dei primi piccoli rifugi voluti da Lucia Schiavinato. Il primo in assoluto è stato fondato a San Donà nel 1935, e questi piccoli rifugi, ce n'è uno anche a Ponte della Priula, quindi San Donà, Vittorio Veneto, Ponte della Priula, Ferentino, quindi nel Lazio, Frosinone, um, Trieste anche. Ehm, Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, e, e questo è quello che è derivato dal suo operato, dalle sue azioni. Adesso vi presenteremo alcune persone che lavorano qui. Ehm, Partiamo subito. Eccoci con Dino Mulotto. Cosa ci può dire di questo piccolo rifugio? È una storia lunga. Questa casa, come altre case, la Fondazione Piccolo Rifugio, praticamente è stata voluta dalla nostra fondatrice Lucia Schiavinato, che è nata a Musile nel 1900 ed è morta a Verona nel 1976. Lei ha praticamente
dato la sua vita per queste cose, oltre che a creare queste case chiamandoli piccoli rifugi, ha fatto anche delle missioni in Brasile che ancora tuttora ci sono. Però quello che qui in Italia ha fatto soprattutto sono queste case, questi piccoli rifugi, che lei li ha pensati ancora negli anni 50. Cioè lei pensava che le comunità per disabili non potevano avere un numero che allora c'erano nelle grandi strutture, un numero adeguato, 15, 10, 15, 20 persone al massimo. Quindi ha anticipato i tempi di almeno 30 anni, 40 anni, poi siamo arrivati quasi nel 2000 per avere le comunità alloggio e queste strutture. Lei chiaramente queste cose le ha avute perché o le ha pensate, che è una grande donna di fede, che ha voluto, lei dedicava tutta la sua vita, diciamo, alle persone con difficoltà. Naturalmente il suo carisma è stato un carisma eucaristico. In tutte le comunità noi abbiamo la cappella, che per lei era fondamentale, perché diceva che da lì noi ci ispiriamo per fare il nostro servizio. Ne abbiamo 6 case attualmente, ce n'erano qualcune in più qualche anno, ma per motivi vari poi sono state eliminate. Noi abbiamo questa casa che attualmente ospita 40 persone, fra persone diciamo residenti e centri diurno, in maniera che quelli che vengono qui tutto il giorno, insomma, e poi vanno a casa la sera. Il primo nucleo è di questa casa che vedete qui, che è la prima nata, e poi nel 91 abbiamo acquistato questa seconda casa e abbiamo aperto anche questa comunità. Ecco, poi nel frattempo abbiamo pensato anche a un centro diurno per la comunità, per la città che avevano bisogno, che è lì sotto, che vedete, lì è stato questo. Diciamo che quella che noi più altro ci viene da pensare quando pensiamo alla nostra fondatrice è che lei è partita da niente ed è riuscita a fare cose straordinarie da niente, basandosi solo sulla fede. È una cosa che oggi come oggi è difficile a Ho comprendere. cominciato già negli anni 30, avevo letto. Esatto, ancora nelle paludi Di San Donà, di sì. San Donà. Poi si è E poi il naturalmente evoluto. suo motto era l'amore vince, che L'amore lo prese vince, dal sì, Vangelo di di Giovanni. Giovanni, sì, l'amore vince, che l'abbiamo scritto Eh qui sì, davanti, sì, avete l'ho visto qui. inquadrato, l'abbiamo E inquadrato. lei, l'amore vince, lei diceva, è una cosa che non si può barattare, è una cosa o dai tutto o non dai niente, insomma. E quando uno praticamente viene in queste case, in queste nostre comunità, deve sentirsi bene, cioè noi dobbiamo in qualche modo fare in modo che le persone che vengono devono sentirsi bene, naturalmente considerando che i nostri ospiti sono persone che hanno delle difficoltà, però l'accoglienza e, come posso dirvi, la modalità di accoglienza deve essere importante, ecco, perché altrimenti, diceva sempre la nostra fondatrice, quando uno viene da trovarci nelle nostre case, quando esce deve subito dire, beh, voglio tornare presto perché mi sono trovato bene. E questo è quello che poi ispira anche il nostro lavoro, di continuare sempre a migliorarlo in maniera che possiamo dare ai nostri ospiti il massimo. Questo è vero. Oltretutto abbiamo la fortuna di avere anche un'associazione di volontariato, lassù c'è il pulmino, vedete, il Sì, sì, nuovo sì, appena abbiamo visto. comprato, che è davvero straordinario, sono 50 persone che seguono diciamo, piccoli servizi in casa, soprattutto però nelle uscite. Quindi vuol dire andare ai soggiorni, Sì, andare a vedere il cinema, andare a teatro, andare a fare una passeggiata, mangiare il certo, gelato, bere il caffè, come facciamo tutti noi, no? certo. Noi andiamo a prendere lo spritz, loro seguono il cappuccino, ma per dirti è fondamentale questo perché loro che hanno difficoltà a crearsi delle amicizie, i volontari per loro sono Beh, degli certo, amici, sì, sì, ecco. Sì. sì, sì. Quindi noi il nostro scopo diciamo è proprio questo, continuare il messaggio di Lucia Schiavinato ci ha dato per portare avanti queste case, pensando sempre che l'amore vince. Grazie. Vuole aggiungere anche ancora Sì, qualcosa? certo, la nostra fondatrice, Lucia Schiavinato naturalmente, per portare avanti la sua opera, ha fondato negli anni 50 un istituto secolare che si chiama Istituto Secolare Volontarie della Carità. Sono donne consacrate, laiche, che naturalmente vivono nella vita di tutti i giorni, però loro hanno gli stessi voti che hanno le suore, però vivono, diciamo, e queste sono le persone che hanno aiutata a creare queste comunità. All'inizio c'erano solo loro e sono andate avanti per molti anni,
Poi quando loro hanno cominciato a mancare, perché come tutti gli istituti non ci sono vocazioni, e allora noi siamo le persone che siamo entrati, io sono un associato di questo istituto e noi per quello che possiamo portiamo avanti il loro messaggio e quindi questo è importante anche questo per capire che queste donne hanno dato la loro vita e noi adesso le E da ospitiamo. quanto tempo lei presta servizio qui? Io sono entrato qui la notte di Natale del 1976 per la prima volta La notte di e, Natale. e quando è stato un colpo di E fulmine. mi sa che, se ricordo bene, il primo piccolo rifugio è stato fondato l'antivigilia di Natale del 35, quello di Sì, San sì, Donato. sì, Quindi sì. vede, ci sono Sì, delle... questo invece è stato inaugurato il 22 di agosto, giorno di Sant'Augusta, patrona di Serravalle, e qui ogni anno noi andiamo alla messa per ricordare questa E a apertura di livello questo. emotivo, quanto le ha dato e quanto le Eh, dà questo piccolo... Cosa ci può dire? No, lo è, dica, che sono le è cose una più cosa belle. che non si può spiegare, è una cosa immensa. Io, guardati, lavoravo in fabbrica prima di venire qui. Poi facevo il volontario, sono stato chiamato e sono venuto qui. Beh, all'inizio come volontario per molti anni, poi sono venuto qui a lavorare come responsabile per molti anni e poi sono andato in pensione ormai da molti anni ancora e quindi però per me questa è la mia seconda famiglia, io sono legato a questa struttura in maniera indelebile, altrimenti non potrei, è come fosse una parte di me e qui io voglio bene a Ah, tutte le sì, persone che sono qui come fossero una mia famiglia. anche per quello che danno comunque, Beh, perché questo è scontato questo. quello che mi colpisce di più di queste persone, avendone avuto anche familiarità con una cooperativa, si chiama Cooperativa Realtà, sta a Marghera, Venezia, dove mio padre ogni tanto prestava servizio, mi ricordo quanto era contento quando tornava a casa e diceva che loro gli insegnava, i ragazzi, gli insegnavano la bellezza della vita, perché Ma l'accoglievano, loro certo. sorridevano per anche ormai elementi della nostra vita quotidiani che noi consideriamo banali o addirittura non consideriamo neanche più. Loro vedevano la meraviglia in tutto, in tutti e ti regalavano sorrisi. Ed è questo che ha cambiato la mia vita. Io mi sono reso conto, invece ero sempre come fosse cambiata me e quanto fortunato sono, quanto sono fortunati siamo noi, perché loro, Sì. nonostante abitano in una struttura accogliente, tutto quello che vuoi, però hanno gli orari, non possono uscire, cioè escono, però c'è tutte le regole. Noi non abbiamo regole. Noi non ne abbiamo, noi facciamo quello che vogliamo, e è una cosa straordinaria. Quindi dare un po' del nostro tempo che facciamo quello che vogliamo a loro, credo che sia una cosa che ti carica così forte. Io invito tutti a Eh venire in sì, queste sarebbe strutture molto importante, che sì. fa solo bene, solo bene. Grazie mille, grazie. Siamo con Sonia, coordinatrice dei servizi diurni, e adesso ci spiegherà un po' chi è, che cosa fa e com'è questo piccolo rifugio di Vittorio Veneto. Sì, buongiorno. Io lavoro da 20 anni, piccolo rifugio di Vittorio Veneto, e mi occupo appunto della parte educativa dell'organizzazione dei servizi diurni. Adesso vedrete alcune attività che stanno svolgendo i nostri ospiti. Ci sono appunto un centro diurno per le persone un pochino più gravi e il work in progress invece è un servizio diurno che si apre alle persone con buone competenze e disabilità lieve. Sostanzialmente svolgiamo delle attività in base al progetto educativo di ogni persona, che parte un po' dalle preferenze, cioè da quello che le persone desiderano per la loro vita, e anche per riabilitare alcuni aspetti motori piuttosto che cognitivi, e anche per approfondire la parte della relazione e della socialità delle persone. Quindi ci sono delle attività di gruppo o delle attività individuali che rispondono però agli intenti del progetto personale, quindi non è animazione, ma sono proprio aspetti molto più profondi, di cui vedrete una parte oggi, quindi vi accompagno a vedere. Grazie. Andiamo. Perfetto. Allora entriamo al centro diurno e work in progress e vi presento anche un po' gli operatori cammin facendo che vi lavorano. Intanto lui è Enrico, lui è il nostro comitato accoglienza perché gli piace molto relazionarsi con persone nuove, quindi oggi vi dà il benvenuto e vi saluta. E qui c'è un gruppo di laboratorio artistico, ci sono a lavoro Paolino, Marta, Gilberta. Ciao, ciao.
Anche Gilberta è qui da molto tempo, dal 2002. Bravi, cosa state facendo? Paolo, cosa fai? Questo, E che cosa diventerà questo? Una? Cosa sono quelle che sono appese laggiù? Olga, Una? ah, Stiamo preparando delle ghirlande? grande, Ecco, che sono poi esposte lì, quelli sono già state predisposte. Poi qui abbiamo Matteo, c'è Davide che sta svolgendo un'attività individuale. Davide, guarda chi c'è. Ciao Davide. Fai un saluto con la mano. Saluta con la mano, Davide. Anche lui si sta chiedendo cosa stiamo facendo. Ecco. Hai visto? Tu chi sei? Davide, io Elisa. Ecco, vi ho salutati. Allora, vi accompagno dalla parte di qua. Allora, qui abbiamo Diego che sta svolgendo un compito individuale. Scrivi. Sì, un compito di scrittura. Monia che stava facendo un programma di letto-scrittura. Ecco, perfetto. Poi abbiamo il laboratorio bomboniere che viene preparato per vari eventi. Chi siete voi due? Presentatevi un attimo, spiegate cosa fate. Silvia. Silvia. E Patrizia. Cosa fate, bomboniere? Sì, sono sacchettini per una comunione con la spiga. Mostra che cosa è pronto. Ecco, lei è Marzia, l'operatrice del centro diurno che segue la parte bomboniere. Ecco, questi sono già completati. Le spighe. Sì. E questa è la mascherina. E utilizzano dei tamponi che sono delle specie di Si fa. pennelli che per far aderire proprio la pittura acrilica nella stoffa. E Lei fa prima sto giallo e poi io faccio il marron attorno sui bordini. la parte sfumata. Vado? Così lavorano. Vado, in ma coppia. te vado. Sì, vai così fai vedere come funziona. Scegli bene il colore qui se vai meglio, in modo che risulti bello sfumato. E lì è un lavoro abbastanza di precisione perché deve proprio stare attenta a stare sulle punte, a creare insomma una sfumatura. Realizzano veramente delle bomboniere stupende. Ciao, ciao. Ciao, Sono Dino. Elisa. Ecco, è venuto a presentarsi, è Dino, è parte del gruppo, ma il suo orario è fino alle 11. Vabbè, quindi ma già- no. però è venuto a salutarsi, No, vero? a fare una foto. Ecco, una foto, perfetto. L'ha fatto E poi qui abbiamo la prima, la seconda. La seconda tua. Ok, grazie. Dicevo, nella vostra pagina Instagram che consiglio di seguire, quella di Piccolo Rifugio, ho visto tantissimi lavori, uno più bello dell'altro, e anche bomboniere che si realizzano per battesimi, matrimoni, comunioni e tanti altri lavori, laboratori. Stupendo, quindi consiglio a tutti di vedere la pagina Instagram del Piccolo Rifugio. Sì, vi ringrazio, noi proprio motiviamo anche i nostri ospiti attraverso queste iniziative perché il loro progetto così può proseguire, quindi per noi è una grande risorsa. Ecco, poi qui abbiamo Alessia. Ciao Alessio, saluta anche tu. Ecco, sta facendo un programma di letto-scrittura anche lui per stimolare la parte grafica. Ci terrei a chiederle che cosa significa per lei essere qui, lavorare qui. È una grande opportunità perché questo contesto è un contesto affettivo dove Sonia, comunque brava, c'è brava. È una brava, grande è famiglia. brava. No, io parlo da solo anche. Ecco, dopo parla da solo. Allora, questo è un contesto affettivamente significativo perché comunque siamo come una grande famiglia allargata ed è un'opportunità perché ogni giorno possiamo regalare qualcosa di nuovo a queste persone e anche riceviamo
riceviamo infatti comunque immaginavo, da parte loro, e quindi è veramente ogni giorno un giorno nuovo da scrivere, una pagina bianca su cui andiamo a imprimere qualcosa di nuovo, e c'è una grande soddisfazione, per cui insomma 20 anni qui dicono già tutto. Complimenti e grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Sei là. Bravi, bravissimi. Eccoci, siamo qui con l'educatrice Silvia che ci racconterà la sua esperienza o quello che si sente di dirci del piccolo rifugio di Vittorio Veneto. Prego Silvia. Grazie mille. Allora, tu mi hai chiesto di parlarti della mia esperienza. La mia esperienza è ben datata perché sono qui da quasi 23 anni e sono arrivata che ero piccola, la prima esperienza scolastica, e se sono ancora qui penso sia dovuto al clima e quella che è la missione dei piccoli rifugi che sono un po' ovunque in Italia. Penso che Dino di questo vi abbia parlato. La cosa che più mi ha colpito è la relazione e l'apertura. Quando si parla di comunità per disabilità a volte si tende a considerare un luogo chiuso, invece lo spirito secondo me che Lucia Schiavinato ci ha lasciato è quello dell'apertura. Non a caso i nostri cancelli che voi avete trovato aperti sono aperti così da quando abbiamo aperto i piccoli rifugi. L'unico momento in cui li abbiamo chiusi è stato a nostro malincuore nel periodo del Covid. Questo proprio era lo spirito di Lucia, quello di facilitare la relazione in entrata e in uscita. E la relazione è quella che avete visto, credo, no? Nelle riprese all'interno. E è il segreto, penso, di una storia così datata all'interno del territorio vittoriese. La relazione tra gli ospiti, con noi, la relazione con i volontari, che abbiamo la fortuna
di avere e sono un dono prezioso per noi. La relazione con professionisti, perché le attività che voi vedete stamattina sono gestite da noi, ma si avvalgono anche di professionisti esterni. Abbiamo messo in piedi vari laboratori, grazie anche a fondi raccolti alla generosità del territorio. Questa relazione continua crea legami e crea generosità, ed è la cosa più importante secondo me. Quindi abbiamo potuto aprire laboratori alla musicoterapia, arte terapia, il laboratorio teatrale che va avanti da anni e che è in collaborazione con l'Accademia da Ponte di Vittorio Veneto, che si apre ai giovani. Ecco, questa è un'altra cosa bella, alle scuole, alle scuole e ai licei e a tutte le scuole superiori qui di Vittorio Veneto. Possiamo dire che quindi non è solo gestita da noi professionisti questa relazione, ma è una relazione di stimolo che viene anche dall'esterno e dai ragazzi stessi, perché alcuni di loro non stanno sempre in struttura, ma hanno la possibilità di andare a lavorare fuori. Un'altra cosa molto bella, oltre alla relazione, è la possibilità di crescere a livello personale. Non c'è la staticità che a volte si può collegare, no? Una persona entra in comunità e lì è la sua vita può cambiare all'interno di una struttura. Quindi c'è chi è entrato, ha fatto un percorso in comunità per poi evolversi, andare in gruppi appartamento all'esterno perché aveva più capacità, è stato accompagnato, ci sono stati fatti progetti. Siamo passati dall'insegnare ad andare in corriera, quindi al non perdersi, al gestire una casa, perché è quello che poi le donne Sì, degli perché le appartamenti... conosciamo, perché ci hanno regalato anche delle marmellate a settembre, siamo andati a trovarle proprio nel loro appartamento. Ecco, loro hanno fatto un percorso completo di crescita, quindi sono Sì, arrivate... cucinano meglio di me, perché ho visto il menù e chi cucina noi e io non sono in grado di fare quei Sì. piatti così elaborati, Ecco, quindi quindi noi siamo complimenti. questo un evolversi, ma come è per qualsiasi altra persona, no? Quindi chi entra in questa struttura che è il piccolo rifugio ha questa particolare possibilità, che è quella di crescere e di non rimanere mai fermo su se stesso, perché noi cambiamo, cambiano i nostri ospiti, perché sono persone come noi, possono avere un limite fisico o un altro limite, come ce lo posso avere io in altri, Tutti noi, tutti ecco. noi. Quindi io da 23 anni che sono qui posso dire che non vedo persone con disabilità, ma vedo persone diverse, con caratteristiche diverse, con cui mi relaziono. Quelli qua sono fatti perché senza mani ti gioco la prima. Eccoci qua. Qua e di là. Se sono solo quelle lì. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buon appetito quasi. Quasi. Manca poco. Manca poco. Dimmi. Lo mettiamo su YouTube. I pesci. Pesci? 2. Ciao Tizi, bella. Ciao, ciao. No, ma l'ha fatto io. Ciao, ciao. Siamo con Giovanni, il coordinatore dell'appartamento, che adesso ci introdurrà in un alloggio particolare, perché è un alloggio in cui le persone sono autonome, giusto? Certo, vengo io. Sì, questo è il gruppo appartamento, come si può vedere qua c'è l'insegna, che è uno spazio ricavato dalla comunità Alloggio Casa Flavia, ed è un appartamento dove vivono 5 donne che vivono in autonomia, si arrangiano a fare tutto quello che serve fare, insomma, per vivere in un appartamento. Abbiamo qua Fulvia e Maria che ci faranno vedere la casa.
Entriamo? Dai. Ecco, allora, questo è l'appartamento, questa è la parte della zona giorno dell'appartamento. Come vedete, loro si preparano da mangiare, Maria sta già preparando da mangiare, ha avviato, diciamo, la preparazione del pranzo. Fulvia ha preparato, si sente l'odore, anche se non si può vedere, ma ha preparato un dolce che loro utilizzano sia per fare merenda, ma anche per fare colazione, perché loro sono organizzate proprio, cerchiamo di dargli più strumenti possibili per essere più autonome possibile, perché anche la colazione è un momento importante della giornata, come un pasto, come tutti i pasti, è un lavoro che noi facciamo con loro, anche nella gestione del pasto, in modo che sia completo e equilibrato. Questo è importante, anche è uno degli aspetti importanti del gruppo appartamento. Si può vedere lì, abbiamo la tabella delle attività, perché ognuna di loro, sono in 4 in questo momento il gruppo appartamento, ognuna di loro fa qualcosa. Come vedete c'è quella che si occupa della gatta, perché scusate, la quinta ospite è la gatta, che si chiama Stella, che è più una tigre ormai, da quanto mangia, ma comunque insomma è qua da 13 anni ormai, vero ragazzi? L'appartamento è stato aperto nel 2010, è stato inserito questo progetto, quindi occuparsi anche della gatta, quindi una di loro si occupa ogni giorno della gatta, quindi appunto pulire la sabbietta, dargli da mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Una di loro si occupa di pulire per terra, passare l'aspirapolvere, cucinare sia a pranzo che a cena, una cucina a pranzo, una cucina a cena, e la lavatrice, stirare, queste cose sono tutte cose che loro fanno quotidianamente. Questo come attività domestica, diciamo. Poi dopo, oltre a queste attività domestiche, che comprende ovviamente anche proprio la spesa, cioè andare alla macelleria a comprare la carne, perché cerchiamo anche di farle entrare nel territorio, quindi loro conoscono benissimo la macelleria qua vicino, conoscono il fruttivendolo qua vicino, e quindi non vanno solo al supermercato a prendere tutto, ma cercano anche il rapporto personale, diciamo, quindi loro si muovono qua nelle vicinanze, nei paraggi, per fare le spese più importanti, perché anche il pesce, insomma, si spostano un pochettino, ma vanno nel negozio che vende pesce. Poi vanno anche al supermercato a fare la grande spesa. Però appunto, esatto, prendono l'autobus, vanno alla Coop col loro carrellino, loro ognuno hanno 4 carrellini, col loro carrellino vanno a fare la spesa e distribuiscono e prendono la roba che serve per la settimana. Preparano il menù, cioè tutte queste cose qua ovviamente sono coadiuvate dagli educatori. Noi abbiamo un tot di ore di educatori che le seguono per dargli gli strumenti, appunto, come può essere la tabella, come può essere degli strumenti, come vedete anche lì per esempio c'è il menù. Noi prepariamo anche il menù insieme a loro, ovviamente, non è che noi gli diamo solo lo strumento, cioè glielo scriviamo, glielo buttiamo giù, le foto, anche tutto quel lavoro delle foto. Noi gli prepariamo quelle cose là, ma sono cose che decidiamo insieme a loro, sono loro che gestiscono la propria vita e decidono come muoversi rispetto a alcune cose, tipo per esempio questo è il menù, diciamo, invernale. A un certo punto loro dicono: questa roba qua non mi va più di cucinarla, facciamo un'altra cosa. Sì, allora magari li aiutiamo a scegliere, cerchiamo la cosa più adatta a loro, perché ognuno ha le sue preferenze, vero? Tipo la Serena fa i toast e quindi magari la sera dei toast, cioè la cucina la Serena. Preparano anche le colazioni, sì, appunto, come vi dicevo, la colazione la preparano il giorno prima, per dire. E questo è per quanto riguarda l'alimentazione e la parte di economia domestica. Oltre a queste cose qua, loro hanno tirocinio, quindi fanno attività lavorativa la mattina e fanno attività di ginnastica, vanno in palestra, piscina, esatto. Un po' di cammino. Bravissima. Cosa? E anche a camminare, A camminare, a fare le passeggiate, la gestione del tempo libero, perché appunto le ore di presenza nostre sono poche. Per il resto del tempo si organizzano loro, noi possiamo aiutarle, quindi magari soprattutto a gestirsi il fine settimana, perché loro comunque vogliono essere autonomi il fine settimana. Noi siamo qua, ma gli diciamo cosa facciamo domenica e loro si attivano, dicono facciamo questo, facciamo quello, vediamo le attività che ci sono nel territorio e loro partecipano. Abbiamo la fortuna di essere in centro, quindi tante attività sono qua fuori,
Però questo non toglie che loro possono prendere l'autobus o la corriera e spostarsi, perché loro vanno anche a Conegliano, prendono la corriera, vanno a Conegliano, perché appunto per esempio anche qualche tirocinio può essere lontano. Maria, tu dove fai il tirocinio? Casa di riposo a Cordignano. A Cordignano. Prende la corriera e va fino a Cordignano. Sì, cambia una volta sola, ma ci sono alcune che cambiano anche 2 volte la corriera. Quindi comunque è un impegno, ma loro sono brave e quindi noi lasciamo che facciano il più possibile in autonomia. Poi dopo comunque sono anche nel territorio, nel senso che comunque danno una mano in generale, anche hanno partecipato per esempio al Lago Film Festival prima della pandemia, questo, nel senso che conoscevamo qualcuno che organizzava, loro sono andate là a distribuire cos'è che avevate fatto al Lago Film Lavate i Festival? bicchieri, ho preparato la tavola, il pranzo, la cena. Esatto, hanno dato una mano, perché ovviamente c'era il cuoco, c'era chi distribuiva, chi preparava, loro però hanno dato una mano, hanno potuto aiutare. Noi cerchiamo di essere presenti in questo modo, loro gli piace essere d'aiuto, dare una mano e quindi ci integriamo nel territorio ovviamente con col margine che abbiamo, nel senso che comunque appunto il Lago Film Festival non è proprio facilissimo da raggiungere, perché loro devono andare da sole. Poi dopo, come vi avranno detto, ci sono i volontari, i nostri volontari che fanno attività. Le attività dei volontari, se sono qua nelle vicinanze, loro li raggiungono, fanno l'attività con loro perché vogliono stare sempre con i nostri volontari, anche loro vogliono partecipare alle attività, però se possono raggiungerli da sole, vanno da sole. Se invece devono essere accompagnati, allora i volontari ci aiutano, diciamo, anche nel trasporto, perché a volte, sapete, la domenica i mezzi purtroppo non ci sono. Ecco, questo è l'appartamento. Questo appartamento, poi ne abbiamo un altro, noi Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, ne abbiamo un altro fuori, che è in Viale della Vittoria, è un appartamento leggermente diverso da questo perché è un po' più esposto al territorio, nel senso che abitano proprio in un condominio e quindi devono gestire anche i vicini, perché qua l'idea di questo gruppo appartamento è considerare la comunità come dei vicini, quindi però se sbagliano, cioè la comunità capiscono. In un condominio i vicini sono veri vicini, quindi si possono anche lamentare, possono dire ma insomma, ma perché fate attenzione, si lamentano con noi ovviamente, però insomma va bene anche quell'appartamento là. Sono 3 persone che vivono lì e fanno le stesse cose che fanno loro, si organizzano, hanno gli strumenti, ognuno per sé, perché ovviamente per ogni persona ci sono gli strumenti adeguati, però anche là, insomma, là hanno, diciamo, è un livello leggermente più impegnativo, perché ovviamente loro qua hanno il vantaggio di essere protette dalle mura del piccolo rifugio. Là non hanno questo vantaggio, però insomma comunque se la sono cavata bene. Il vantaggio di averli comunque vicine, perché sono in Viale della Vittoria, qua a 200 metri, non è lontano, insomma, quindi comunque è molto positivo, ma è uno stimolo per loro. Insomma, lavorano insieme, perché anche loro vanno là ogni tanto, li chiamano, veniamo a fare merenda da voi, le chiamano, dite venite qua a fare merenda da noi, perché comunque collaborano insieme, fanno le attività in comune insieme fondamentalmente. Questo è l'idea dei gruppi appartamenti. Mi pare di non aver dimenticato nient'altro rispetto agli appartamenti. Comunque insomma il lavoro è tutto sull'autonomia e permettere a loro di fare quello che facciamo noi in sostanza, Sì, certo. con le difficoltà che possono avere e cercare di dare gli strumenti per superarle. Ma sono proprio brave perché già le conoscevamo, avevamo già Esatto. Avete una carambata. Ciao Patti. Ciao. Questo è un regalo. Un regalo addirittura. Noi facciamo, posso dire che c'è dentro o no? No, scusa. Facciamo noi, li faccio io questi, Ciccio di uno e la casa tutti quanti, quasi tutti facciamo la carta. È tutto fatto a mano, dalla quasi carta. quasi tutti di là facciamo la carta pacchi, carta regalo. Grazie. Questo è un pensiero per voi? Un pensiero per voi. Siete sì. amiche nuove per noi. Grazie Certo, mille. sì. Grazie. Prego. Ciao. Grazie infinite, buona giornata. Ciao Va bene. Patti. Dai. È scarto il regalo in diretta. Wow. Questo è un lavoro realizzato a mano dai ragazzi del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto con la tecnica dello stencil. Wow, per cancellare la bellezza dei colori seguire queste istruzioni. Anche stencil, che bello! Accidenti, grazie.
Bravi. Bello. Grazie, bello. 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 Bellissimo. Grazie. Come quello nostro. Grazie a voi. Grazie. Vedi che hanno sistemato la lavatrice. E come Maria e Marta, Allora, prima di sistemare la lavatrice, devo chiedere a tutte e due cosa significa per te essere qui. Per me in appartamento mi trovo bene con l'educatrice, con il coordinatore e è una casa che imparo a essere autonoma e mi arrangio a fare tante cose che non sapevo fare. Quindi hai anche degli amici? Tante amiche, sì. E la tua famiglia? A volte che si litiga e si fa pace, non si capisce più niente quello che si fa. È così che è difficile, sì. Però è anche bello. Sì. È anche bello. Grazie. Prego. E per te cosa significa il piccolo Sono rifugio? da 13 anni che sono qua. 13? Sì. Che io abitavo su Sanavalle. Adesso faccio volontariato su seminario di Vittorio. Tu fai volontariato? Al seminario? Sì, di Vittorio. E cosa fai? Un po' di tutto. Faccio pulizia con le 2 ragazze. Ah, beh, brava. Cioè, Anzi, oggi... fai volontariato? Sì, Al e seminario. oggi ci vado. Dalle 4 alle 6. È anche una specie di lavoro, insomma. Cioè, ti tieni Esatto, occupata. oggi lavoro qua e dopo faccio vai a lavorare lavoro da un'altra là. parte. Esatto. Cos'è, dai? Ogni tanto litigo, ma come dappertutto. come tutte. Comunque mi trovo bene, dai. Casa tua. Sì, esatto. Va bene, grazie mille. Prego, grazie a te. Grazie veramente. Concludiamo ringraziando gli ospiti, i coordinatori, i volontari e tutto il personale del piccolo rifugio di Vittorio Veneto e augurandoci che queste iniziative, questo tipo di volontariato possa non solo continuare ma aumentare nel tempo e nello spazio e queste persone che siano d'esempio per tutti noi e davvero portano avanti in questo caso quello che ha insegnato Lucia Schiavinato, cioè che l'amore vince e quindi veramente dal cuore grazie e complimenti per tutto quello che fate perché Grazie. è tantissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Io lavoro dalle 8 alle 12:15, che non l'ho appena detto prima. Insomma. So anche l'orario ormai. Domani Sappiamo vado. tutto. Vedete come portano le persone anche in alcuni casi all'autonomia. È fantastico, veramente, veramente grazie e bravissimi. Ciao. Thank you.